Buonasera a tutti, è sempre solo Forza Napoli perché tutto resta a munnezza e si chiudiamo. Grande Napoli, guaiù, è ufficialmente, la notizia ufficiale. Domenica scorsa con l'Empoli stanno venuta la partita perché non si spiega. Abbiamo fatto 90 minuti, 90, anzi 92 minuti sempre a martellare. Il primo tempo ovviamente. Allora, il primo tempo i milanisti hanno fatto un'azione, hanno pigliato un po', ci hanno sfumato l'azione del rigore di Higuain, l'ha sbagliata, porca miseria, dopo 40 secondi. Poi purtroppo ci stanno sempre gli ignoranti e ciucci che con la serra, perché se quella persona sugli spalti non faceva con laser dentro gli occhi di Lopez, di Diego Lopez, a quest'ora quei due minuti che si sono persi e giustamente hanno deconcentrato Higuain, ma a quest'ora avevamo segnato il quarto gol al posto dei tre, o ricordo l'avevamo segnato, si è perso tempo, il nervosismo e tutto eccetera eccetera, e Higuain, il grande Higuain, ha sbagliato il rigore. Però un primo tempo che il Milan, come il secondo ovviamente, si difendeva in 10, non c'è stata santa, noi siamo stati poco concentrati sotto la porta, parliamoci chiaro, perché il Milan è andato solo mezza volta, con un colpo di testa ha preso pure il palo esterno, e meno male che è stato così, però un primo tempo sempre a battagliare, però poco lucidi in bordo. Ma giustamente è vero che siamo stati poco lucidi, però dobbiamo dire che o Milan giocava a 10 a rete a palo. Ecco, ha finito il primo tempo. Poi è entrato il secondo tempo. Il secondo tempo si è ripetuto un'altra volta, sempre il Napoli ad attaccare, Poi in 6 minuti ha avuto 3 belli limoni, bello zucuso, sti milanisti. Bello zucuso, sempre a 10 a difendere, sempre. Bello zucuso, il grande Marek Hamsik, grande Marek, poi Gonzalone Higuain, perché non è che tu sbagli un rigore, per me non sei Gonzalone, tu sei sempre Gonzalone, sempre. E poi voglio Gabbiadini ogni voto per sé è da firmare, a parte che si è cambiata totalmente la partita con l'ingresso pure di Gabbiadini, e ancora un altro rigore a Mertens non dato, meno male che ne ha fatta Mazzoleni che ha munito a Mertens per simulazione, perché la roba veramente sembrava i pacchi, però voglio là era rigore nata volta come a casa, però lasciamo stare. 3 limoni bello zucuso i milanisti, ma dritto un Napoli martellà, a lungo andare un Napoli a castigare. Ecco, perciò vi dico che è ufficiale che domenica scorsa, quando abbiamo giocato con l'Empoli, non mi ricordo, non mi ricordo, ci è venuta la partita, perché non si spiega. Abbiamo fatto una partita di fuoco, è vero che Milano sta inguaiato, però alla fine sempre un Milan un Milan che addirittura non gli facevamo saltare la metà campo, non so se mi spiego. Noi siamo un possesso palla il 76%, ma volemmo finire, io no. Mamma mia, poi voglio dire una cosa, e i tanti tifosi pure Roma, mannaggia la miseria, ma che ci abbiamo da criticare il primo tempo? Il primo tempo purtroppo, allora noi abbiamo giocato da soli, sempre solo noi abbiamo giocato, siamo stati poco lucidi e concretizzabili alla fase conclusiva. Ok, ci sta, è vero, ma poi il secondo tempo si è ripetuto, poi in 6 minuti hanno dato 3 limoni, ma che gli ha trovato? Si era pure rigore a Mertens, erano 4, se lo facevano però, attenzione. E adesso vi saluto con una goduria in mezzo,
va faccia di tutti sti milanisti, che io la verità mi credevo che con Milan una volta veniva a fare la partita Rai, però purtroppo voglio, Pasqua viene una volta l'anno. Un bacione, voglio, è sempre e solo Forza Napoli, perché tutto il resto è monnezza e si chiude. Ciao, voglio, un bacione e Forza Napoli.